Benvenuti in questo sabato 18 novembre 2023 al Pala BFC per una partita del campionato di Serie B che vede oggi ospiti del BFC il Cusignaco, una squadra assolutamente pericolosissima. Fabri, benvenuto a te e benvenuto ad Andrea Grava. Sì, Fede, è una squadra assolutamente pericolosa, una squadra ben strutturata, 10 punti, quarto posto in classifica. Come vedremo dopo, due assenze importanti per loro, ma andiamo subito con il roster delle friulane che con il numero 4 schierano Sara Munaretto, numero 6 Laura Romanin, numero 7 Emanuele Mudu, numero 8 Eva Leonardi, col 10 Arianna Nazzi, con il 13 Arianna De Marchi, 14 Eva Lizzi, 15 Elisa Pontoni, 17 Giorgia Zoffi e 21 il capitano Chiara Esposito. Allenatore sempre il signor Stefano Tomat, primo assistente Arianna Cortolezzis. E risponde il BFC Basket femminile Conegliano con Maddalena Moretto con il numero 3, Livia Torazza con il 5, Sara K2 Colombi con il numero 7, Maia Tramontin con il 9, Giulia Vettori con il numero 11, il capitano Serena Marton con il numero 12, Sara Cazziola col 14, Rebecca Botter con il 15, Giorgia Zanardo con il numero 16, Giulia Tronchin con il 17, Marta Maschetto con il 18 e Marta Sponchiado con il 24 agli ordini di coach Maurizio Moretto, assistito come sempre ottimamente da Fede Pacagnan e Giorgio Lott e Anna Carnielli. Fabri, dicevi, grande squadra oggi, ci troviamo qui di fronte al Pala BFC, noi veniamo da una vittoria sofferta a Trieste e speriamo di aver ingranato, se non altro, la marcia giusta, nel senso di metterci in campo la cattiveria e di credere nei nostri mezzi. Poi chiaramente sul pronostico oggi siamo sfavoriti, però perché non giocarci la partita a viso aperto e con tutte le nostre forze, Fabri? Sì, arriviamo da una trasferta a Trieste che abbiamo visto appunto dalla tribuna. Le nostre ragazze sono entrate in campo davvero con una grande determinazione, con la faccia giusta. Abbiamo giocato due quarti veramente, non dico fantascientifici, ma insomma dove abbiamo visto finalmente di nuovo della gran bella pallacanestro. Poi una flessione nel terzo quarto, ci hanno quasi rimontato i 22 punti di scarto, siamo arrivati a più 4 e poi di nuovo un'ottima reazione per chiudere molto bene con un 57 a 71 con 14 punti di vantaggio che ci fanno ben sperare. Dobbiamo dire la formazione triestina dell'Oma Trieste che aveva un'assenza importante in Bassi, che è una delle giocatrici più forti. Allo stesso modo anche Cosignaco arriva da una vittoria proprio in terra triestina a Muggia per 59 a 73. Cosignaco che invece questa sera lamenta due assenze davvero importanti. Una è Annalisa Tognutti, giocatrice di 24 anni che quest'anno segna quasi 10 punti di media partita, e Valentina Braida, una ventenne, anche lei quasi 9 punti di media, del settore giovanile della Libertas di Udine. Quindi due assenze sicuramente di peso per le nostre ospiti. E anche per la BFC c'è qualche assenza di peso, infatti il super capitano Marchioni è ancora purtroppo seduta in tribuna per fare il tifo insieme al sempre folto gremito pubblico di casa, mentre per quanto riguarda il pubblico avversario, diciamo, abbiamo qualche sparuta presenza, chiaramente anche la strada ci si mette di mezzo, ma soprattutto sanno di poter seguire da casa con la nostra ottima telecronaca la partita. Ma infatti salutiamo anche tutti i tifosi friulani che siamo sicuri che ci stanno seguendo. E lasciamo adesso un minuto di silenzio per i gravi fatti di cronaca che hanno contraddistinto questa triste giornata.
È veramente complicato oggi così parlare di sport, cercare di alleggerire una giornata che insomma è stata veramente funestata da una notizia terribile. Noi nel nostro divertirci nel commentare il basket cerchiamo sempre di portare comunque a conoscenza di tutti i valori importanti che lo sport può dare, soprattutto per quanto riguarda il rispetto, insomma, e nel commentare il basket femminile e nel promuovere lo sport femminile. Noi speriamo che questo valore rimanga sempre più vivo in tutti noi. Certo, e speriamo di non dover più commentare fatti orribili come questo. E intanto la partita inizia con un tiro da tre di Colombi che sbaglia, ma Un buon di tiro, poco. un'ottima scelta e anche un po' di sfortuna perché la palla ha beffatamente rimbalzato sul ferro ed è uscita. Dall'altra parte Eva Lizzi che va a giocare molto bene spalle a canestro, questa atleta quasi 12 punti per lei di media, ma anche lei prodotto del settore giovanile della Libertas di Udine. Adesso è Maschietto a prendere il tiro dal gomito, ancora lungo e ancora proprio De Marchi a impostare il contropiede e a servire spalle a canestro Lizzi. Vedete come si muove molto bene, tiene la posizione e poi chiude da sotto. Atleta anche, tra l'altro, fatto tutte le nazionali giovanili in pratica, compresa l'Under 20. E intanto una palla piuttosto pericolosa qui che Serena Morton ha provato a recapitare a Sara Malbasa, ma purtroppo la palla è uscita ed è ancora un'azione per le nostre avversarie che si sono dimostrate veramente efficaci nel gioco a due e sono riuscite a liberare sempre il lungo sotto canestro. Ancora Lizzi sotto canestro che va a servire Pontoni che chiude per il 4-0 per Cusignaco. Ottima partenza delle friulane che adesso si schierano a zona. Subito servita nel cuore dell'area Maschietto e poi è Serena Marton a insaccare dai 3 punti, ad attaccare subito in maniera aggressiva questa zona 2-3 di coach Tomat. Perché provando a leggere subito Fabri la disposizione delle nostre avversarie sembra che ci invitino a tirare da tre. D'altra parte diciamo che nelle prime uscite di campionato non abbiamo certo brillato dalla distanza, gli avversari si adeguano un po', come si adegua De Marchi che va a segnare da sotto il sesto punto della compagine di Cusignaco. Ancora Serena Marton dai 3 punti, Questa fuori volta misura il il suo tiro tiro, è si purtroppo scusa storto. con la panchina, ma dobbiamo comunque tirare senza paura contro questa difesa. Dobbiamo forse chiuderci di più invece nella nostra metà campo. Coach Moretto ci vuole parlare subito sopra, credo che il problema sia proprio a livello difensivo. Sì, assolutamente, abbiamo visto Cosignaco riuscire a entrare in area con una facilità devastante, di giocare in maniera molto agevole sulle lunghe e quindi a portare 6 punti molto semplici, diciamo, quindi con azioni da sottocanestro assolutamente efficaci. E, in tal senso, insomma, si inizia a delineare una prima chiave di lettura in cui le friulane sembrano poter tranquillamente impostare un gioco che le mette veramente a loro agio, Fabri. Sì, credo che coach Moretto stia parlando proprio di questo, del fatto che non possono entrare nella nostra area con dei passaggi alle lunghe o in penetrazione con questa facilità, perché poi a quel punto poi sotto canestro, come sempre per noi, si mette un po' in difficoltà, ma non è in difficoltà il nostro regista Andrea Grava che fa partire con grande puntualità l'organetto NBA. E facciamogli due complimenti, non solo uno, perché anche con Eye of the Tiger non ha assolutamente sbagliato il tempo, quindi Ci sta una grande stupendo, prestazione oggi in regia del nostro buon Grava. che probabilmente avrà per noi qualche sorpresa nell'arco della telecronaca, perché non possiamo rilassarci mai, come non può rilassarsi la difesa coneglianese, perché Cusignaco va a attaccare ancora con De Marchi che viene stoppata da Moretto, però ancora palla per De Marchi che si gira benissimo, spalle a canestro, proprio Moretto a recuperare il rimbalzo, a impostare il contropiede. Bella la circolazione, ribaltamento per Cazziola, ancora da 3 punti. Abbiamo segnato solo da 3 fino adesso, 2 bombe.
Questa è un'altra novità assieme alla puntualità del nostro regista. Allora sì, è una puntualità, effettivamente abbiamo 2 su 4 con le bombe, ma abbiamo tirato 4 tiri di fila, veramente tiri aperti, quindi tiri agevoli e buone scelte di tiro. Certo, adesso attacchiamo anche bene in transizione, proviamo a muovere ancora la palla, ancora Cazziola dai 3 punti, ancora una bomba. Direi un BFC riconoscibile con questa precisione balistica dalla distanza. Intanto rischia un fallo di accompagnata al Cusignacco. Allora, intanto segnalo che la numero 17, Giorgia Zoffi, è del 2009. Ah beh, Sì. Davvero. Ancora sotto canestro, lì, scusate, sì, proprio Lizzi, ma ci mette una mano Maschietto, recuperiamo la palla, ribaltiamo molto bene. Ancora Maschietto in mezzo all'area che apre come no. idea, era molto bene, era molto buona, poi però L'idea era troppo ottima, alto. ma probabilmente aveva visto qualche amico in tribuna. È sul terzo anello Sì, no, era probabilmente del Pala sicuramente un BFC. compagno di squadra del campetto. Adesso pressione di Serena Marton su Eva Leardi che entra nella partita. Ancora Lizzi dalla distanza, sbaglia, si lotta a rimbalzo, esce Moretto. Allora Poi Fabri, diciamo che sicuramente coach Moretto ha trovato le chiavi giuste in quel time out e sì, BFC ha sparato un parziale di 8-0 pazzesco, diciamo certo, un inedito certo. che ci godiamo, così come ci godremo a breve un nuovo organetto NBA, visto che ora è il coach di Cusignaco che decide di parlarci su. E intanto vi anticipiamo che oggi avremo anche degli ospiti d'onore, insomma un coro gospel che verrà a presentare il loro tour estivo e li avremo qui ospiti nelle pause tra i tempi. Tanto possiamo dare un po' di spazio ai nostri sponsor, ringraziandoli come sempre. Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta su questa bellissima partita che c'è oggi tra basket femminile conegliano e Cusignacco. 11-6 il punteggio, circa la metà del primo quarto. Recuperiamo ancora palla, andiamo a segnare con Serena Marton per il 13-6 e pressione a tutto campo di Conegliano. Attenzione, alza la difesa coach Moretto, però De Marchi batte agevolmente Cazziola, sovra il numero dall'altra parte, si sbaglia da sotto Leardi, ancora contropiede, può attaccare Sara K, ma preferisce ribaltare proprio per Cazziola. Si ferma la palla, ma adesso è Moretto che può passare la palla a Maschietto, dentro Moretto che subisce un contatto, era stata raddoppiata dentro l'area, forse non c'era neanche tantissimo spazio, ma gli arbitri hanno visto un contatto. Esatto, diciamo ha aperto la difesa come quando da piccoli non riuscivamo ad aprire la lattina di carne Simmental con la linguetta e si decideva di spaccarla coi denti. E così Maddalena Moretto è riuscita a farsi fare fallo e anche quindi a presentarsi in lunetta. Segna il primo Maddalena. È lungo il secondo, ma si lotta a rimbalzo. Esce Esposito, Chiara Esposito, capitana della formazione friulana, seppur triestina in realtà di origine, però da tanti anni qui a Cusignacco. Poi è fuori misura il tiro di Manuela Mudu, coach Stefano Tomat comunque sta ruotando già da subito le giocatrici. Ancora zona pari, Moretto per molto bene dentro l'area,
Giriamo molto bene la palla, poi non concretizziamo il vantaggio. Adesso è Maschietto, 8 secondi alla fine. Maschietto riapre per Cazziola dall'angolo. E Cazziola dall'angolo, precisissima, freddissima, insacca ancora per il 16-6. Però devo dire, abbiamo attaccato bene questa zona, abbiamo mosso molto bene la palla, soprattutto abbiamo messo la palla dentro l'area, costringendo la difesa a chiudersi per poi riaprire e trovando dei vantaggi. Assolutamente, quindi grande entusiasmo qui del pubblico del Pala VFC, che non si era proprio così abituato quest'anno a un'intensità di gioco così elevata. Invece diciamo che le ragazze di Conegliano sicuramente hanno capito che possono giocarsela, che possono metterci tanta intensità, e poi quel che succede succede. Adesso entra nella partita anche Marta Sponchiado, giocatrice in prestito da Nuova Pallacanestro Treviso, giocatrice dell'annata 2006. Subisce intanto un fallo a rimbalzo Serena Marton dopo un ottimo tagliafuori. È proprio Sponchiado a superare metà campo in palleggio e ad attaccare questa zona pari per Cazziola. Proviamo a servire Marta Maschietto. No, è Cazziola da 3 perché ha deciso che oggi non sbaglia. Sara Cazziola, Pazzesca. 11 punti per lei, 19-6. Intanto un fallo di Sponchi che non si risparmia mai quanto ad aggressività difensiva. Assolutamente, bravissima Marta qui. Chiaramente l'azione è stata decretata fallosa, ma credo che l'intensità che riusciamo a mettere non fa star tranquille le avversarie, quindi è sempre un buon segnale quando riusciamo ad attaccare le nostre giocatrici avversarie in maniera così efficace. Ancora Lizzi che riapre per il tiro di Mudu che sbaglia subito in transizione, un passaggio incredibile, lasciatemelo dire, di Sara K, poi Sì. sbaglia da sotto mano sinistra Serena Marton, ma passaggio veramente notevole. Poi Marton comunque riesce a sporcare un passaggio. Si è infortunata forse Chiara Esposito, sta zoppicando. Tiro di Leardi da 3 punti, è sfortunata, si lotta a rimbalzo. Lizzi prende il controllo della sfera, poi costringe al fallo Marta Maschietto. Eh sì, Lizzi, diciamo, forte anche della sua carriera in A2 e in Serie B, diciamo, sta facendo sentire il suo peso e la sua statura sotto canestro. Nella sfortuna che in questo momento stanno avendo le nostre avversarie per quanto riguarda la precisione al tiro, sicuramente da parte loro c'è un buon comunque riscontro per quanto riguarda i rimbalzi, in cui stanno, diciamo, mettendo un po' in difficoltà BFC, che d'altra parte invece ha alzato tantissimo l'intensità e lascia poco tranquille le giocatrici avversarie, quindi una partita bellissima. Adesso è entrata nella partita anche Giulia Tronchin che va subito a stoppare Eva Leardi. Dall'altra parte Serena Marton subisce un contatto, poi riapre per Maschietto, proprio Tronchin. Cazziola che viene a questo punto raddoppiata, però serve Maschietto che mano sinistra sbaglia un tiro rovesciato. Sì, qua Marta ha provato a fare una magia, aveva l'alternativa di scaricare sull'angolo, ma ci ha provato e come si ci sta. Davvero sfortunate le nostre avversarie, ha sbagliato dei tiri che hanno girato sul ferro e sono usciti. E adesso è Marton che finta il tiro, poi va a guadagnare un fallo. E per Stava poco non fa segnando una magia, tirando praticamente quasi in rovesciata. Adesso entrano nella partita anche Rebecca Botter e Maia Tramontin. Rebecca Botter con una vistosa fasciatura alla mano sinistra, è un mese circa che si trascina questo infortunio. Tanto Marton segna il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, è corto, ma si lotta a rimbalzo. Ne esce De Marchi, che poi attacca tutto campo in palleggio. Contatto con Serena Marton, va a chiudere anche bene Rebecca Botter, ma bravissima Arianna De Marchi, Bravissima atleta dei soprattutto, 19 anni, che va a sì, chiudere bene. molto brava Botter, soprattutto a non perdere l'equilibrio Fabri, perché
Era stata un'azione piuttosto convulsa, c'erano stati dei contatti e lei è riuscita a mantenere l'equilibrio e ad arrivare coordinata al tiro, cosa assolutamente non banale per i primi 2 punti che Cosignac è riuscito a fare dopo quel famoso time out Di di coach coach Moretto. Moretto, che ha dispensato un po' di proteine, diciamo, Sì, sì, alla sì, squadra. esatto. Adesso ancora Botter, spalla canestro, non riesce a trattenere il pallone, forse un po' alto il passaggio di Sponchiado. Non dobbiamo perdere intensità, non dobbiamo perdere fiducia. Dall'altra parte bravissima la numero 7 Manuela Mudu, che va a segnare e a subire anche il fallo, atleta del 2004. Sì, ha slalomeggiato ricordando quasi un Alberto Tomba di qualche anno fa ed è riuscita ad insaccare, sì, un tiro libero che può permettere di fare un'azione da 3 punti e Cusignacco, diciamo, sta rialzando un po' la testa rispetto a un momento di Sì. appannamento che aveva avuto. Naturalmente BFC deve continuare comunque a macinare l'intensità e il basket che stava facendo fino a poco tempo fa non deve assolutamente demoralizzarsi per il fatto che le giocatrici stanno rientrando in partita e stanno rientrando anche con una palla rubata E e un vanno anche a altro segnare in difficile contropiede. canestro. Momento di calo in questo frangente, adesso sbagliamo anche il passaggio. Purtroppo perdiamo lucidità nel momento in cui avevamo completamente l'inerzia della partita a favore. Segna anche Chiara Esposito da sotto. E in un attimo si sono riportate a -5, quindi un parziale di 9-0 per Cusignacco, anzi di 9-2. Pazzesco. Adesso dentro l'area Sponchiado. Diciamo che abbiamo un quintetto forse non equilibratissimo in questo momento, per vari motivi. Si lotta a rimbalzo, non riusciamo a spuntarla neanche in questo caso. La palla sarà per Cusignacco, adesso rimette in campo Maddalena Moretto e Sara Cazziola, coach Moretto. Escono Tronchin e Marton. Insomma, un andamento piuttosto altalenante di questa partita, diciamo, è stata una partita veramente a correnti alternate. Un inizio pazzesco di Cusignaco, Sì, un break pazzesco di Conegliano, adesso le giocatrici ospiti che stanno iniziando a riprendere tanta fiducia, Fabri. sì, purtroppo le abbiamo fatte rientrare in partita. Adesso attaccano ancora con De Marchi, un fallo di Botter che era stata battuta in palleggio. L'arbitro ha visto un contatto, poi sulla successiva stoppata di Rebecca Botter bisogna dire che l'arbitraggio è molto fiscale sui contatti, ma da entrambe le parti, quindi questo è il metro e a questo metro faremo bene ad abituarci. Arianna De Marchi segna il primo con estrema precisione, solo retina. Segna anche il secondo. Sono rientrate completamente in partita le nostre avversarie sul 17-20 a un minuto dalla fine del primo quarto. Adesso è Moretto con la palla per Tramontin. La palla adesso vedete invece è molto ferma rispetto Sì. ai primi minuti di gioco. Non riusciamo più nella circolazione, mancano solo 6 secondi e viene rubata la palla a Sponchiado. Poi si gioca anche un po' a calcio ed è Moretto, Maddalena in questo caso, che va a recuperare, poi fa una cosa un po' discutibile. Sponchiado ci mette una pezza, prende il rimbalzo in attacco, subisce il fallo. Diciamo che Madda Moretto non è riuscita a ravvivare la palla che era praticamente rasoterra e poi si è trovata troppo sotto canestro, ha provato a fare una mossa bizzarra Fabri. Sì, poi era completamente sotto il canestro, fuori equilibrio. Diciamo che non abbiamo visto proprio del basket bellissimo negli ultimi minuti. Adesso è corto il tiro di Sponchiado. 28 secondi e 5 decimi alla fine del primo quarto, 17-20 per Conegliano. E sbaglia anche il secondo Sponchiado, ma recupera la palla Botter che poi si fa stoppare. Poi manteniamo il possesso. Una partita veramente incredibile. Fabri, perché ci sono 12 secondi da giocare adesso? Perché sul rimbalzo in attacco è stato azzerato a 14 secondi il cronometro appunto dei cosiddetti cronometro del tiro e poi sono passati 2 secondi. Adesso da 3 punti fondamentale questo canestro di Sara K, Brava Sara K, freddissima, ma davvero fondamentale questo canestro in un momento di difficoltà grandissima per Conegliano. Adesso dobbiamo tenere questi 5 secondi. Vediamo se Moretto riesce a chiudere, va a chiudere benissimo Botter, poi
un'Ave Maria che stava però entrando a canestro. Siamo stati davvero fortunati. Sì. E quindi la prima frazione si chiude sul 23-17. Speriamo di aver perlomeno ribaltato un po' l'inerzia che era stata a sua volta ribaltata dalle friulane, che dopo una partenza sottotono hanno completamente ripreso in mano la partita. Assolutamente una partita pazzesca. Intanto ricordiamo a tutto il pubblico che ci segue da casa di votare per la MVP della partita, che è per noi, sapete, la MVB, perché andrà ad aggiudicarsi una bottiglia Magnum di Prosecco messa in palio da da Buzz Wine, e il nostro sponsor. Adesso lasciamo un attimo spazio ai nostri sponsor e ci rivediamo qui a fra pochissimo per il secondo quarto di questa bellissima partita. E siamo ancora qui per il secondo quarto di BFC contro Cusignac, la partita del campionato di Serie B, una partita veramente a due facce. Diciamo, le squadre si sono alternate in dei momenti di assoluta leadership che non sappiamo se sono dovuti più alla bravura di una squadra o piuttosto a un momento, diciamo, di calo dell'avversario, però in tutto questo BFC si trova avanti di 6 punti e si appresta a difendere questo vantaggio in questo secondo quarto. Sì, una grossa novità sono anche 23 punti segnati in un quarto, che per le medie di questa prima parte di campionato sono davvero eh, eccezionali per noi. Speriamo di proseguire su questi ritmi, magari chiudendo un po' meglio in difesa, come stiamo cercando di fare adesso con Tramonté. 4 secondi alla fine, però sotto canestro Esposito e poi Rizzi riesce a segnare. Tanta roba qui, questa azione in cui Cusignac ha gestito fino all'ultimo secondo la palla ed è riuscita a trovare un canestro facile su un'interessantissima penetrazione. Un gioco a due veramente bello. Tramontin riapre per Moretto, che fa un arresto un po' dubbio e non attacca K purtroppo. Adesso è invece Marta Maschietto, morbidissimo il suo tiro con l'amico Tabellone che la premia con 2 punti. Ah sì, Anche lei sulla sirena. bella di tabella, brava Marta. 25-19, 8:55 alla fine del secondo quarto. Spalle a canestro ancora Esposito, che riapre per Munaretto, poi De Marchi, tabellata, sbaglia. Giorgia Zanardo a rimbalzo, può lanciare il contropiede per Sara K, che sta correndo anche molto bene su tutto il campo. Adesso prende un altro tiro da 3 punti, è lungo, però si lotta a rimbalzo. Giorgia Zanardo. Cosa ha fatto Giorgia? Si è posizionata in maniera veramente incredibile sotto canestro. Davvero bene di posizione. E poi ancora Sara K, che si libera molto bene in mezzo all'area, poi è sfortunato il suo tiro. Munaretto in palleggio, poi va a attaccare Tramontin, che non difende, ma è sfortunata Munaretto. Adesso Sara K subisce un contatto, stava lanciando il contropiede di Moretto nel senso di Maddalena e si era liberato molto bene Sara con un palleggio incrociato ad evitare l'intervento dell'avversaria, quindi una Sara K particolarmente dinamica, Fabri, vero? Davvero una giocatrice ritrovata, veramente determinata. Già l'avevamo vista molto bene a Trieste anche dal punto di vista difensivo, ha ricominciato questa partita con la stessa verve. Se lei gioca in questo modo è davvero difficilmente contenibile. Maschietto per Zanardo, che poi va a attaccare la linea di fondo, riapre proprio per Sara K. Tramontin completamente libera dai 3 punti, sbaglia, sfortunata, stava per rientrare il tiro con l'aiuto proprio del tabellone, poi è uscito.
Sì, un ottimo tiro, comunque un'ottima azione costruita qui, il tiro ci stava e quindi gran bella scelta. Nazzi attacca l'area, poi Esposito dalla media, sbaglia. Buon tagliafuori di Maschietto che poi parte anche contropiede. E poi cos'era? Un passaggio alla Milos Teodosic per Marco Maschietto. Sì, è veramente. Tra l'altro era un passaggio con il top spin perché Esatto. La palla doveva fermarsi dopo il rimbalzo, purtroppo non gli ha dato ancora troppo spin, ma insomma Comunque non era una gran bella idea. Impossibile da prendere, ma non era poi un passaggio impreciso o un passaggio folle. No, non era folle, era diciamo sicuramente rischioso, però come si dice, la fortuna ogni tanto dovrebbe aiutare anche gli audaci, giusto Fabri? No, ma ci sta tutto, io credo che coach Moretto sia contento di questo tentativo, che se fosse andato tra l'altro a buon fine sarebbe stato un canestro sicuro, come un canestro sicuro è quello di Serena Marton. Ma quanto ci piace quando vediamo la BFC correre così. Che poi va anche a recuperare la palla a metà campo, a subire un fallo, se poi magari dà una pulita anche agli spogliatoi Serena, e cambia anche un paio di lampade che si sono bruciate sul lato destro del campo. Adesso si lamenta coach Moretto perché dice sì, perché chiama e invece Andrea Grava dice che non è antisportivo, quindi non è antisportivo. E coach Moretto va in cerca di un tecnico, ma che probabilmente in questo momento non ci sta, perché esatto. Gli arbitri secondo me hanno arbitrato in maniera corretta e non andrei a innervosirli. Marton da fuori non guarda il canestro, poi attacca, apre per Zanardo che invece va ad attaccare. Sfortunata sì. Giorgia, sfortunata perché ha come perso l'equilibrio mentre era già in volo, peccato. Azione molto bella, molto intelligente di Giorgia Zanardo. Poi bella la difesa di Maschietto su Munaretto, una lunga che è andata a chiudere bene la penetrazione di una guardia. Adesso è Tramontin che può andare a giocare a sportellate proprio contro Nazzi ed è strasfortunata da sotto. Era andata a sfruttare un vantaggio fisico evidente che aveva in quella situazione, poi è stata sfortunata al tiro, ma è stata una buona lettura. Adesso è Sara K che va forse anche fallosamente a cercare di recuperare la palla, poi scivola bene su Romanin, ma è ancora più brava Romanin a insaccare. Ah sì, ha fatto un'azione veramente interessante, un tiro così delicato in transizione senza fermarsi, quindi coefficiente di difficoltà particolarmente alto. Adesso è Tramontin, scusate, per K che sbaglia da fuori. Si pressa sempre a tutto campo, si vuole mantenere molto alto il ritmo, molto alta l'intensità, e dall'altra parte Elizzi che invece con una disinvoltura e con una fluidità incredibile insacca dal mezzo angolo. Assolutamente, Cosignaco che ritorna a -4 in un attimo, veramente una squadra solida e che... Adesso è Maschietto che va ad attaccare spallacanestro, ma gli arbitri hanno c'è stato un fallo, dice fermato il gioco perché ad ogni modo Maia è caduta in maniera un po' pesante. Attenzione perché oltre all'infortunio di Maia, che speriamo non sia nulla di grave, questo che è stato fischiato è il terzo fallo di Eva Lizzi. Sì, assolutamente una delle clienti più scomode per noi oggi. Ricordiamo ancora, Cosignaco si è presentata senza Annalisa Tognutti e senza Valentina Braida, due giocatrici fondamentali, e adesso ha anche Lizzi gravata di 3 falli. Riprende il gioco con Maschietto, spalle a canestro, Marton che gioca pick and roll proprio con Maschietto, poi serve Maschietto nel traffico, riapre per Marton cadendo indietro in fadeaway, insacca dal mezzo angolo e Double T si segna che questa potrebbe essere un'azione da highlight. Infatti seguiteci sui nostri canali social perché aspettiamo
tutte le settimane agli highlights di Double T. Non perdeteveli per nessuna ragione al mondo. È bella azione difensiva di Tronchi che va a sporcare il passaggio e a permettere un recupero difensivo. Adesso poteva attaccare da 3, invece preferisce da 2. È molto corto il suo tiro, ma è un tiro che deve prendere assolutamente. Sì, perché il mezzo tecnico Giulia per segnare da quella distanza ce l'ha, il tiro era aperto, ha fatto benissimo a prenderlo. Non importa Giulia, se non va dentro questo va dentro il prossimo, mai paura. E intanto mai paura anche per Sara Cazziola che recupera questa palla, gioca subito su Serena Marton che alza la parabola, forse ma si riprende, recupera la palla in mezzo a 8 giocatrici in maglia blu. Poi serve Maschietto che forse subisce un contatto, ma segna lo stesso nel dubbio per il 31-23. Ah, sì. Conegliano non vuole mollare niente. No, assolutamente, fa bene Conegliano a mantenere così alta l'intensità. Sta rendendo difficile la vita alle nostre avversarie, deve continuare su questo piano qui. Adesso è Pontoni dalla media in allontanamento. Sbagliato il suo tiro, d'altra parte è Tronchina a fare sportellate con Esposito, poi riapre per Marton che gioca pick and roll e poi si prende un palleggio a rete e tiro e in mezzo all'area aveva subito un contatto, ma non l'ha neanche sentito probabilmente. È time out per coach Tomat a 3 minuti e 05 dalla fine del secondo quarto. 23-33 per il BFC. Ha scavato di nuovo BFC un po' di diga, un po' di fosso di separazione rispetto a Cosignaco. Ricordiamo una squadra assolutamente forte, una delle più titolate di questo campionato. È vero che si sta presentando qui senza due pedine fondamentali, è altrettanto vero che abbiamo deciso di rendergli la vita difficile, alzando molto l'intensità rispetto, diciamo, a una prima parte della partita in cui le lasciavamo fare tutto. Abbiamo sicuramente pensato di metterci veramente di impegno, di correre, di far girare velocemente il pallone e di attaccare forte la loro difesa e d'altra parte di difendere in maniera incisiva. Quindi speriamo che la squadra di BFC non si stanchi di continuare a macinare questo tipo di basket e vedremo come proseguirà la partita. D'altra parte sicuramente Cosignaco adesso metterà in campo qualche arma segreta per provare a ritornare in partita, Fabri. Sì, sicuramente coach Stefano Tomat non è venuto qui sulle colline del Prosecco per regalare facilmente una vittoria alle ragazze del BFC, ma attenzione perché fa il suo esordio in questo campionato Giulia Vettori. E quindi un momento che aspettavamo moltissimo. Momento che aspettiamo da mesi, adesso non esagero se ti dico che lo aspetto da anni, perché ho visto giocare Giulia, campionato ancora under 19 alcuni anni fa a Marghera, e mi sono innamorato cestisticamente ovviamente di lei fin dal primo momento. Anche quest'anno perché siamo riusciti a portarla Fabri, a Conegliano. quando tu dici mi sono innamorato non puoi che dire mi sono innamorato di Marina e quindi il cestisticamente diciamo ti ha salvato in angolo. Ci sta tutto. Però ripeto, una grande soddisfazione vederla in campo. È un atleta reduce da ben 2 infortuni ai legamenti incrociati del ginocchio sinistro e del ginocchio destro, e rivederla in campo credo che sia una soddisfazione per tutti. Ben servita Marta Maschietto, che altrettanto bene va a chiudere da sotto. 23-35. Intanto salutiamo gli amici che ci seguono da casa, in particolare Shinigami dice che è sempre il nostro fan. Segna bene da sotto ancora Chiara Esposito, capitana delle Udinesi, e Moretto dall'altra parte va a impostare l'azione d'attacco. Poi un paio di cambi di mano dietro la schiena, serve Marta Maschietto che invece si gira e insacca con una naturalezza disarmante. E sono 6 punti di Marta Maschietto solo in questi 3 minuti. Adesso difesa a zona, forse anche per Conegliano, mi sembra di capire. È una palla recuperata per Tronchi, che poi serve proprio Esposito,
Sbaglia da abbiamo sotto visto di Pontoni. tutto. Di tutto di più. Sì. Sono un po' titubante, diciamo, Giulia Tronchin. Sì, titubante Giulia, titubanti anche le nostre avversarie, diciamo con una serie di errori ci troviamo per fortuna con la palla in mano per giocarci questa azione d'attacco con 16 secondi ancora da giocare. Cazziola con la palla, serve spalle a canestro, Moretto che se la vuole giocare, va su forte, subisce il contatto e segna, ha letto benissimo la situazione, aveva dei parecchi centimetri di vantaggio su Laura Romanin che la stava difendendo. Assolutamente, era lì che diceva dai, dai, prendimi, toccami, e infatti è riuscita, diciamo, a prendersi il fallo e anche a E devo dire che trovare finalmente incominciamo a vedere delle letture tattiche anche a livello di squadra, anche dalle parti delle nostre giocatrici. Poi sbaglia il tiro libero supplementare Moretto. Adesso vedete Vettori che va addirittura a pressare su Romanin. E buona la difesa del Cazziola, ma ancora meglio il tiro di De Marchi, che sono già 10 punti per lei. Moretto con la palla. Moretto prova ad attaccare la difesa di Romanin, molto attenta però. E poi è Cazziola, forse un contatto, Tronchin ce l'ha da lì. Sbagliato il suo tiro, si lotta a rimbalzo. Romanin, velocissima a superare la metà campo, poi vuole giocare, serve un pallone per Pontoni che però non la stava guardando, forse era anche libera ma non la stava guardando. E quindi time out credo per coach Moretto a 36 secondi dalla fine del secondo quarto sul 39-27. Ciao Francesca. Time out anche Come per va? noi. Pronti? Eccoci qua, siamo a 36 secondi dalla fine del secondo quarto di questa partita tra BFC e Cusignaco. Una partita che vede incredibilmente BFC avanti di 12 punti, Fabri, con un'ottima intensità di gioco. Le nostre avversarie, diciamo, ci stanno un po' soffrendo in questo momento, ma non abbassiamo la guardia perché la squadra che oggi ospitiamo è una squadra di caratura assolutamente importante per questo campionato. Certo, ricordiamo sempre due assenze importanti, poi adesso già probabilmente la giocatrice più forte e più pericolosa gravata ai 3 falli che è Eva Lizzi, però stiamo giocando un'ottima partita, abbiamo segnato 39 punti che nelle prime uscite li segnavamo in tutta la partita, ma intanto Giulia Vettori segna il primo canestro in Serie B quest'anno. Sì, Davvero siamo contenti per lei. Esplode il palla BFC di gioia perché questa è un'ottima notizia. Tra l'altro avete visto come ha tagliato e ricevuto e la tecnica con cui è andata a segnare da sotto. D'altra parte invece abbiamo visto un'ottima tecnica a rimbalzo da parte della numero 13 avversaria che è riuscita a resistere alle cariche delle avversarie e a prendersi questo rimbalzo fondamentale perché può giocarsi l'ultima azione. E invece no, non si giocano l'ultima azione perché restituiscono la palla alla giocatrice che stava facendo la rimessa che è saltata dentro da fuori campo, quindi 5 secondi per andare al tiro per BFC. Moretto con la palla che va a prendersi un arresto di tiro, bravissima, benissimo, ha fatto bene, doveva farlo, ha preso un ottimo tiro aperto, ha sbagliato. Ottima lettura, brava Madda, brave veramente tutte le ragazze di Conegliano, gli ordini di coach Moretto che hanno pensato bene di mettere veramente tanta intensità in questa partita e riuscire a scavare questo gap di 14 punti. In questo momento diamo spazio ai nostri sponsor e ci ritroviamo qui tra un minuto circa con un ospite speciale che presenteremo tra un minuto.
Bene, siamo qui nella pausa lunga tra primo e secondo tempo di questa partita tra BFC e Cosignac. Abbiamo l'onore di ospitare qui Francesca, che oggi viene in rappresentanza del coro gospel River Gospel Mass Choir. Perfetto, bravo. Che Ottimo. qui passiamo con È la prova di dimestichezza, livello questa, eh? dal dialetto veneto all'italiano all'inglese. Francesca è qui e voi direte, ma cosa ci fa vedere una partita di basket, un coro gospel, Eh, giusto? Allora vi racconto questa storia. L'anno scorso nelle finals NBA, quando i Philadelphia 76ers stavano andando male contro i Boston Celtics, il coach della squadra ha pensato bene di girare a uno dei giocatori più iconici della squadra, James Harden, non so se sei presente, eh? no, io e il basket Barbone, zero. personaggio incredibile. Gli ha detto, senti un po', ascoltati questa canzone prima della partita e chissà che dopo che l'hai ascoltata torni a essere il giocatore che sei. Insomma, la canzone si chiamava You Know My Name di Tasha Cobbs Leonard e questa canzone diceva più o meno No battle can turn me, no mountain can stop me, cause you hold my hand. Ok. E il buon Arden ha pensato bene di fare 42 punti in quella partita, una partita pazzesca, insomma, e noi diciamo che i valori di questa musica in questo modo possono darci molta forza. È così anche per voi? Sì, sicuramente. Allora, in realtà ogni persona che viene a cantare nel River trova un pochino il suo posto, ok? E il suo momento per esprimersi. Quindi per noi c'è chi crede in modo molto convinto in quello che canta. Gospel è il Vangelo sostanzialmente, quindi i canti gospel sono il Vangelo portato in musica e quindi c'è tutto il messaggio, la parola di Dio, God spell, però in realtà c'è anche chi viene a cantare gospel perché per lui è un po' un modo per esprimere la propria vena artistica, il proprio essere. E c'è chi lo fa con il basket, con lo sport, con altri sport, c'è chi lo fa col canto, noi lo facciamo col gospel. E lo fate molto bene, infatti quando ho Grazie. scoperto che non siete professionisti ma siete tutti Esatto. volontari sono rimasto veramente stupito. È un gruppo molto numeroso, un gruppo di Ponte della Priula che comunque è aperto, diciamo, come bacino a tutta la Sì, zona, no? Siete sempre alla ricerca di nuovi siamo sempre coristi. alla ricerca, sì. In realtà abbiamo iniziato a Ponte della Priula, e eravamo quasi tutti di Ponte della Priula. Abbiamo iniziato nel 2007 e adesso, dopo un po' di anni, in realtà di Ponte della Priula non siamo più in tantissimi perché appunto ci siamo aperti al territorio e ci siamo fatti conoscere, ci stiamo facendo conoscere e stiamo sempre cercando gente nuova, perché ci piace in realtà allargare sempre di più le porte e accogliere persone nuove, amici nuovi in realtà, perché poi si sta in compagnia e si sta insieme, ci si diverte. E- Assolutamente, infatti quello che si percepisce quando vi ascoltiamo è veramente il divertimento e la passione che mettete e adesso siete pronti per lanciare un tour invernale assolutamente impegnativo. sì. Infatti se vuoi raccontarci qualche data qui in zona a partire diciamo dalla più vicina che è il 2 dicembre a Treviso, alla chiesa di San Nicolò, una cornice veramente speciale e anche una causa speciale perché il concerto per beneficenza, l'incasso verrà devoluto all'ANFAS. Altre date in cui i nostri amici che ci seguono vi possono ascoltare? Ma allora, il 9 dicembre saremo a Maserada, Maserada di Piave, e poi il 15 dicembre a Sernaglio della Battaglia, queste sono le date più Ok. vicine, e il 17 dicembre a Treviso nel pomeriggio. Benissimo, Bravo, Facebook e Instagram. e troverete tutte le date, vi consigliamo assolutamente di venirla a vedere. D'altro canto la Presidente Giuseppina ci ha anche promesso che verrà qui al Pala BFC a farvi cantare l'inno nazionale Ah, in bene, occasione di un importante evento quando lo organizzeremo e quindi benissimo. sicuramente potremo far parlare sempre di più lo sport e la musica assieme.
Bene, A posto. Francesca, grazie mille. Grazie a voi, davvero. Noi vi seguiamo, ma anche Certo. tu fai pubblicità della nostra squadra, del nostro movimento con tutti i coristi e le coriste. Certo, Vi- sono tutti collegati, tutti non lo so, però tanti si sono collegati. Vi aspettiamo, il nostro buon regista Grava poi farà un estratto di questa intervista che potrà essere rivista Ok. anche nei prossimi giorni. Grazie mille, Grazie. allora a presto, 2 dicembre, Treviso, vi aspettiamo alla chiesa di San Nicolò, concerto in favore dell'Anfas. River Gospel Mass Choir, grazie. Grazie. E siamo qui in diretta di nuovo per questa partita del campionato di basket femminile Serie B tra la gara tra Cusignacco e BFC. Siamo qui al Pala BFC, un Pala BFC gremito per quanto riguarda il settore dei tifosi di casa e per quanto riguarda il settore bar. Purtroppo è gremito anche con la presenza del nostro capitano Francesca Marchioni, che vorremmo vedere in campo e non con lo spritz in mano, però diciamo che per ora BFC sta facendo di tutto e di più per non far rimpiangere l'assenza di Francesca. No, è partito davvero molto bene la squadra di coach Moretto in questo primo tempo, 41-27 alla fine della seconda frazione, ma soprattutto un atteggiamento davvero davvero positivo. Adesso molto brava ancora una volta De Marchi, 12 punti per lei. Sì, De Marchi oggi ha veramente disegnato basket molto molto bene. Adesso perdiamo la palla in attacco, poi andiamo anche a commettere fallo. Diciamo che non siamo rientrati benissimo dagli spogliatoi. È vero, mentre Cusignacco ha probabilmente ricevuto una buona dose di tagli di carne di vario tipo dal coach, perché sembra un'altra squadra in questo momento. Ancora De Marchi con la palla marcata da Marta Maschietto, va a servire Lizzi, pallacanestro, ricordiamo Lizzi gravata di 3 falli, va a incrociare benissimo contro Rebecca Botter e a chiudere da sotto canestro. Adesso è Serena Marton da quarterback, va a servire altrettanto bene Maschietto, perché però sbaglia da sotto, ben chiusa bisogna dire. Sì, ben chiusa, purtroppo un po' sfortunata, con la mano sinistra non è riuscita a appoggiare bene, mentre dall'altra parte invece va dentro Cusignacco con estrema facilità e coach Moretto
immediatamente vuole esattamente. parlarci sopra perché Sì, credo che abbia visto Freddy Krueger col maglioncino a righe, un nightmare pazzesco parziale di perché 6-0 per Cosignaco in 1 minuto e 20. Non è certo quello che si aspettava probabilmente Maurizio Moretto, no, e quindi ci vuole parlare sopra, come già ha fatto, dobbiamo dire, all'inizio del primo quarto. ah sì, esatto, quindi coach Moretto tira fuori la lavagnetta, anzi no, non tira fuori la lavagnetta, ma catechizza da il quintetto in campo facendo ampi gesti con le mani. Sì, credo che più che altro stia cercando di richiamare un po' le ragazze all'intensità e alla concentrazione che abbiamo visto nel primo tempo, perché poi è quella la chiave della partita. E intanto chiediamo anche intensità e concentrazione al pubblico che ci segue da casa perché dovete votare la MVP della partita. Chi si aggiudicherà la bottiglia di Magnum Prosecco messa in palio dal nostro sponsor Buzz Wine. Moretto a chiamare l'attacco L, serve Cazzola, poi Maschietto per l'uscita proprio di Moretto, il consegnato, e poi Marton, mancano 10 secondi alla fine, e Botter con la palla, e cerca di servire Marton, però Complicata qui l'azione perché adesso ci troviamo a battere una rimessa con solo 3 secondi per effettuare un tiro che sarà inevitabilmente forzato. Marton con la palla, va a tirare da 3, stoppata, aveva recuperato il pallone Botter, ma sono scaduti i 24 secondi. E questa azione di 24 secondi è altrettanto importante, quasi come un canestro segnato. Adesso per pressione di Cosignaco. Moretto sul pallone, Marton altrettanto aggressiva su Romanin, e poi Elizzi dai 3 punti, attenzione perché ce l'ha, è sfortunata ma si lotta a rimbalzo. E la palla è per Cosignaco, effettivamente la lettura arbitrale è a mio avviso corretta, l'ultimo tocco è stato di Maddalena Moretto, adesso Cosignaco può giocare con la palla per una rimessa in attacco. Muovono bene la palla le ragazze friulane, poi ancora De Marchi che va a attaccare, ma è Botter che ruba la palla e corre in contropiede. Poi serve Moretto che non si capisce davvero come riesce a segnare da sotto il canestro, era completamente sotto il canestro Maddalena, esatto, ma con le sue lunghissime leve è riuscita ad allargare la mano e a insaccare. Poi è Lizzi che batte bene in 1 contro 1 Rebecca Botter, che si dispera. Molto bene qui Lizzi, veramente di gran classe, è riuscita a liberarsi. Cazziola dai 3 punti e sbaglia incredibilmente, diciamolo, sì, perché è una notizia questa. aveva segnato 3 bombe nel primo tempo. Adesso ancora De Marchi ad attaccare, sempre Botter, che probabilmente viene individuata un po' come il punto debole della nostra difesa. Sta facendo quello che vuole De Marchi in questo momento, non riusciamo a trovare le misure per bloccarla. E sta andando in grande fiducia adesso Cosignaco. Moretto con la palla, cerchiamo di servire Maschietto, invece no, Botter da sotto, completamente fuori misura, però si lotta a rimbalzo, si tuffa anche Rebecca, nonostante la mano infortunata, senza nessuna timidezza. C'è grande intensità qui sia da parte di Sara Cazzola sia di Rebecca Botter nel cercare di recuperare questa palla che tuttavia nasce un po' da un errore sotto canestro di Rebecca, un po' sfortunata a dire la verità, perché sembrava più semplice ma io credo che sbagliare. L'infortunio alla mano sinistra la stia condizionando anche penso mentalmente. Proprio anch'io. Purtroppo è sempre così, quando non si sta bene inevitabilmente anche le azioni più semplici si complicano. Moretto su Romanin, strappa la palla, Marta Maschietto, poi attacca, passaggio battuto a terra, bellissimo, poi riapre per Serena Marton che sacca dall'angolo, era uscita dal campo, ha fatto tempo a rientrare, bellissima questa azione. Tanta roba qui, il gioco Marton Maschietto,
Ora Serena commette fallo, si ma trovano insomma sono... davvero a memoria, Sì, ma sì. giocano assieme da quando erano veramente bambine, Ah sì. allenate prima da coach Tomei, che salutiamo. Tra l'altro stasera facciamo in bocca al lupo perché si gioca il primo posto nel derby in cima alla classifica contro Marghera. Lizzi rinuncia scusate, De Marchi rinuncia al tiro per attaccare, mano destra, è bravissima. 16 punti anche per De Marchi, veramente una giocatrice devastante. Cazziola esita un attimo, perde il ritmo di questo tiro, che probabilmente avrebbe segnato se avesse tirato subito. Sono 6 punti di differenza tra BFC e Cusignaco che è rientrato prepotentemente in partita. Adesso c'è Sara K su Romanin, ma è Esposito dalla media. Maschietto recupera il rimbalzo per Serena Marton che lancia Moretto. Ma allora, anche questo passaggio, vedi, è stato sporcato, quindi ci hanno messo una pezza le Un po' giocatrici. forzato Fabrio, ci sta. Ma io, sinceramente, sono sempre felice quando vedo che la squadra cerca comunque di forzare i ritmi, di alzare i ritmi, di rischiare qualcosa, però adesso è Moretto che prende un arresto e tiro dalla media, che però cerchiamo di giocare in contropiede e di passarci la palla. Assolutamente, oggi BFC sta correndo molto, sta facendo correre la palla, sta correndo molto, si trova sul più 6. Anche perché dobbiamo tenere appunto in considerazione il fatto che le avversarie non sono al completo e quindi sì. magari forzare i ritmi può darci qualcosa a fine partita. Però intanto se sono 18 non facciamo il i punti di De tagliafuori, Marchi, se non facciamo il tagliafuori, probabilmente tutto questo non ci potrà servire. Perché, come ricordiamo sempre, chi domina i rimbalzi vince la partita. E qui anche un po' di sfortuna perché questa entrata di... Mamma mia, Serena Marton va a prendere uno sfondamento, subisce un contatto veramente terminale e si rialza come se non fosse successo niente. Sì, sì. Brava Serena, qui è stata ferma, piantata per terra con la sparachiodi e si è fatta buttare giù dall'avversaria. Azione fondamentale perché Cusignaco è a meno 4, è assolutamente in fiducia, ha una De Marchi devastante e adesso dobbiamo trovare punti e tranquillità, ragazze. Maschietto con la palla per Sponchi che vuole giocare ancora per Marton, 10 secondi alla fine, chiama un blocco Serena, vuole giocare a 2, prende lei il tiro, è sfortunata. È il secondo tiro che esce veramente in maniera rocambolesca per BFC. Sembra un po' di vedere quello che è successo a Cusignaco proprio su quella metacampo nella prima parte della partita. Fortunatamente siamo abbastanza vive in difesa, soprattutto sui passaggi, se riusciamo a intercettare qualche pallone e a correre in contropiede. Esce adesso Eva Leardi, rientra nella partita Manuela Mudu. Attenzione perché le nostre avversarie sono ben presenti sulle linee di passaggio per intercettare. Sara K con la palla per Sponchi che gioca a pick and roll, può tirare, no, serve Maschietto e poi un taglio molto bello di Cazziola, però è impreciso il passaggio di Maschietto. Poi Sponchi va a rubare la palla dalle mani di Lizzi che stava segnando da sotto. Sponchiato pazzesca qui, E poi freddissima Sara K dall'angolo. Brava Marta e brava Sara. Sponchiato gioca con una aggressività ma soprattutto con una maturità da veterana anche lei. Ricordiamo una giocatrice classe 2006. Pazzesco. Secondo fallo per lei. Rientra nella partita Giulia Vettori, rientra nella partita Maia Tramontin. Molto bene comunque il Marta Sponchiado, veramente una giocatrice molto molto interessante in forza alla nostra Under 19, alla nostra prima squadra. Adesso è K su De Marchi che però riapre. Bellissima la rotazione difensiva di Sara K e quando la vediamo così ci rendiamo conto di tutto quello che potrebbe fare giocando con questo tipo di intensità. Si lamenta il pubblico friulano per un presunto fallo di Giulia Vettori. Dall'altra parte bravissima Munaretto a insaccare dall'angolo per il meno 4. È di nuovo a meno 4 Cusignaco. La partita è
caldissima sia in campo sia sugli spalti. Tramontin non serve K, ma serve Giulia Vettori. Poi Sponchi. 8 secondi alla fine. Può attaccare Sponchiado. Lo fa. E serve benissimo K che segna. Usando anche il tabellone, seppur da posizione frontale. Va benissimo così. Brava Sara K e brava Marta Sponchiado. Assolutamente matura nel gestire questa palla. Ancora De Marchi contro Sponchiado. Vanno a chiudere. E questo è un capolavoro di De Marchi, perché subisce un contatto da dietro da parte di Tramontin e va a segnare con una delicatezza, con una sensibilità incredibile. Cosa vogliamo dire di questa giocatrice, Fabri? 20 punti, un fallo, Quasi che non metà dei significa punti che della non squadra. che non significa che non ha difeso. No, anzi. Insacca anche il 21esimo per il 46-49. Arrivano a meno 3 le nostre avversarie, ma la palla è nelle mani, stavo dicendo, molto sicure di Giulia Vettori. Poi ha cercato di scippargliela da dietro Sara K. Tramontin si fa soffiare la palla da Lizzi per un passaggio molto scontato. Dall'altra parte il -1 è firmato da Manuela Mudu. Non deve perdere fiducia Maia, perché anche se ha sbagliato il passaggio deve tornare forte in difesa, non deve buttarsi giù, non deve demoralizzarsi. Vettori con la palla per Maschietto, per Vettori che rinuncia al tiro, riapre per Sara K che sbaglia da 3. Era un buon tiro anche questo. E Cosignaco si può giocare una palla per andare addirittura in vantaggio. De Marchi, Vettori, bellissimo il passaggio, non arriva, ma e adesso ancora BFC con Vettori con la palla per Sponchiado, ancora Vettori, si chiama un blocco, sfrutta il pick and roll, arresta il tiro di Vettori, è lungo, ovviamente deve prendere un po' di ritmo partita, è fuori da quasi 3 anni questa ragazza in pratica. Sponchiado forte su Mudu, Munaretto, spalla canestro Lizzi che serve un cioccolatino per Pontoni che però sbaglia. Tramontin per Vettori, ancora Tramontin che serve Maschietto, può giocare spalla canestro, va a incrociare, serve proprio Vettori che da sotto sbaglia, poi si lotta a rimbalzo. Peccato, davvero peccato, sfortunatissima. 16 secondi per chiudere questa azione per Cosignaco, che potrebbe addirittura finire questo terzo quarto davanti a BFC dopo essere stata sotto per tutta la partita. E ancora De Marchi nell'1 contro 1 contro Maschietto, viene raddoppiata da Sponchiado, benissimo, Lizzi da 3 punti, sbaglia ma non facciamo taglia fuori, non vale dice l'arbitro, ma abbiamo rischiato in maniera orribile per una disattenzione ancora una volta che poteva costarci carissima. Chiudiamo comunque la terza frazione sopra di 1. Però quindi le nostre avversarie sono lì, come sono qui tutti i giorni i nostri sponsor che ci sostengono e ci aiutano nel promuovere il basket femminile. Quanto era finito l'intervallo? Sì. E con un parziale pazzesco di 21-8 Cosignaco è tornata in partita, è tornata a -1 la BFC, addirittura ha rischiato di chiudere la frazione davanti e quindi, come si dice Fabri, 0-0 insomma. 0-0 e gli ultimi 10 minuti, palla al centro e gli ultimi 10 minuti per decidere di questa partita. Intanto salutiamo anche coach Piero Svaldus che ci sta seguendo. Serena Marton con la palla ad attaccare la pressione difensiva, non riesce a controllare, poi recupera la sfera Moretto
che serve Botter ed è falloso l'intervento di Pontoni. Elisa Pontoni, giocatrice di 25 anni, pratica tutta la carriera alla Libertas Udine in Serie A2. Primo fallo per lei e primo fallo di squadra per Cosignaco in questa frazione in cui è Serena Marton a rompere il ghiaccio. 18 punti comunque per Serena Marton, ridendo e scherzando. E adesso si alza l'urlo anche di Giorgio Lotta dalla panchina, che chiama forte la difesa coneglianese. Pontoni, spalla a canestro contro Botteri, incrocia bene, incrocia ancora meglio, poi è falloso l'intervento di Rebecca, che fa un passo verso la sua avversaria e va a invadere il suo cilindro di gioco. È il secondo fallo per Serena Botter, per Rebecca Botter, scusate, ho fatto un mashup. Pontoni segna il primo, col secondo potrebbe riportarsi a -1 Cosignaco. E lo fa. Dai che andiamo ai supplementari. E quindi Serena Marton quasi gli scivola un po' la palla, ma riesce a consegnare a Maya Tramontin che palleggia. Chiude il palleggio, però scarica su Sara K. No, che sfortunatissima sfortuna. Sara. Un'ottima lettura qui davvero di Maya Tramontin, che ha liberato benissimo Sara K. Cosa ha fatto? Anche da Pontoni che attacca Botter, fallo. Ancora fallo di Botter. Sì. Saranno 2 tiri liberi. Stiamo facendo fatica a tenere anche Pontoni, che comunque a livello di fisico, sia in termini di centimetri che in termini di spazio occupato, sa dir la sua. Sbaglia il primo libero, prima aveva fatto un 2 su 2. Infatti segna 1 su 2 e impatta, e quindi partita in assoluta parità. Tutta sta fatica e siamo ancora in parità. Moretto con la palla, va a attaccare la linea di fondo, poi c'è un fallo. L'arbitro Favaro ha visto un fallo Di Pontoni, è il secondo fallo. Mi dicono che è libero Alesso quello, non Favaro. Ma noi li salutiamo entrambi, che stanno disputando un'ottima performance. E K molto lungo il suo tiro da 3. Esatto. Rimbalzo di De Marchi, tanto per cambiare, che poi conduce anche la palla oltre la metà campo, pressata da Moretto. È in ritardo K su Munaretto, poi si lotta a rimbalzo. Botter, forse sarà una palla contesa e il possesso è per le nostre avversarie. E intanto Eva Lizzi sul cubo del cambio. E anche questa non è una buonissima notizia per coach Moretto. Esce no. però De Marchi. Dai, ci consoliamo. Sì, ma come anche De Marchi immarcabile. No, De Marchi assolutamente on fire, ma anche Luzzi ha dimostrato veramente di avere dei mezzi pazzeschi. Adesso penetrazione fortissima di Manuela Mudu. E il terzo fallo, anzi il quarto di Rebecca Botter, mi pare. Purtroppo Rebecca ha fatto fatica a entrare in questa partita, ma dobbiamo dire che non si sta allenando come vorrebbe proprio per l'infortunio alla mano. Sì, assolutamente, è vero e non sta bene. E intanto segna il primo Manuela Mudu per il vantaggio Cosignaco. Dopo tanto torna in vantaggio. E addirittura il +2. Intanto sulla serie del cambio abbiamo Cazziola e Zanardo, che danno il cambio e un po' di ossigeno a Marton e a Tramontin. Siamo sotto di 2 in questa partita che si è complicata terribilmente in questa seconda metà. Moretto con la palla, attacco L, va subito ad attaccare forte per poi rigiocare la palla per Maschietto. Un po' di... E Maschietto, mano sinistra tenendo benissimo il contatto. Ha preso contatto col difensore, poi l'ha sigillato, come si dice, per andare a chiudere con la mano sinistra. Grande tecnica, ma soprattutto grande talento di Permarta.
Adesso è Zanardo su Munaretto, cambio difensivo, esce Maschietto, ribalta bene la palla Cusignacco, poi ancora Munaretto che rinuncia al tiro, Esposito alla Novitsky e ancora non tagliamo fuori. Ci rifugiamo in una palla contesa. Per fortuna questa volta la palla va alla difesa e quindi va a noi e riusciremo a giocare un'azione d'attacco partendo da un risultato di parità. Ci è andata bene, abbiamo rischiato Sì. in questa fase di perdere la palla. Adesso coach Stefano Tomat schiera finalmente entrambe le sue giocatrici di punta, diciamo De Marchi e Fallo. Lizzi, ma intanto Giorgia Zanardo, Giorgia Zanardo a sportellate si è fatta spazio, ne ha preso anche una botta in faccia mentre tirava. Fondamentale. E adesso ancora De Marchi e va sul contatto, comunque ad appoggiarsi a segnare di tabella. È indemoniata questa sera, 23 punti per lei. Double T vuole il fallo di sfondamento, ma probabilmente non c'era. 55 pari, 6:43 alla fine della partita. Zanardo con la palla per Cazziola, 8 secondi alla fine dell'azione. Maschietto, spalle a canestro, incrocia, poi forse un'infrazione di passi non fischiata. Cazziola con la palla, va a staccare sulla sirena. Anche Cazziola stasera ci sta facendo sognare. Sì. Veramente tanta roba, un canestro dal peso specifico devastante questo per Sara Cazziola. E ogni riferimento all'intelligenza cestistica di questa giocatrice è puramente casuale. Bene anche Sara K qui che sa fermarsi e scaricare su Maschietto. Giorgia Zanardo a guidare l'azione offensiva. Sara Cazziola adesso prova a chiamare uno schema. Maschietto con la palla dalla media, sbaglia, ma ci stava, si lotta a rimbalzo. È Cusignacco che esce con la palla. Sara K deve marcare Mude, invece va a fare un fallo. Saranno forse 2 tiri liberi? Non credo, perché aveva iniziato l'azione di tiro. Sì, sembra di sì. L'arbitro dice appunto sono 2 tiri. È un time out per coach Moretto. È un time out anche per noi, ma prima del time out ricordiamo ancora una volta di votare per l'MVP, anzi l'MVB di questa partita, il trofeo Buzz Wine, che sto votando anch'io. attribuisce il premio alla miglior giocatrice della partita, che è una bottiglia Magnum di Prosecco DOCG, appunto dell'azienda Buzz Wine. E dopo aver ricordato che votare è un diritto ma anche un dovere di ogni buon cittadino, anche votare per l'MVB di questa partita, riprendiamo la telecronaca a 5 minuti e 48 dalla fine sul 55-57, adesso 56-57 per VFC. Precisissime le ragazze di Cusignacco ai liberi, Fabri? Davvero precise. E neanche le nostre guffate riescono a scalfire la loro precisione. Esatto. Hanno uno scudo antigufo. Ancora parità, 57 pari. Adesso è Maschietto che va a servire benissimo Sara K. Poi Cazziola che non chiude. 9 secondi alla fine. Subiamo alcuni contatti, poi l'arbitro Libra Lesso vede un fallo. No, questo era Favaro, eccolo. Abbiamo preso un sacco di colpi, non si capiva più niente. Abbiamo 14 secondi per chiudere questa azione offensiva con Sara Cazziola, che adesso rimette dal lato su Maddalena Moretto. Cosa si inventa adesso? Vediamo. 9 secondi, 8, 7, Cazziola con la palla, non guarda il canestro. Scusate, K con la palla, Cazziola da 3. Scusate, K da 3. Però viene stoppata e scadono i 24 secondi. Ho fatto un po' di confusione tra Colombia e Cazziola, ma intanto double T
ci ha portato la bottiglia di Magnum che verrà data in premio alla miglior giocatrice di questa contesa, ovviamente Quindi votata da voi tifosi. ricordatevi, votate numerosi per questa importantissimo premio, importantissimo riconoscimento. Adesso è Cosignaco che se la gioca a 5 minuti alla fine del quarto. Siamo in parità. Mudu con la palla. E adesso mancano 6 secondi alla fine, però c'è Lizzi che va a incrociare benissimo, viene chiusa, incrocia ancora, fa un capolavoro. Fa davvero un capolavoro. Tanta roba, ragazzi. Un clinic sull'uso del piede perno da parte di sì. questa giocatrice, ricordiamo, del settore giovanile della Libertas di Udine, poi sistema Pordenone in B, tutte le nazionali giovanili. Insomma, talento cristallino il suo. E invece Giorgia Zanardo quasi riesce a segnare dalla media. Adesso è De Marchi in campo aperto, va ad attaccare, rinuncia al tiro, ancora De Marchi da 3, finta, e invece va ad attaccare ancora una volta il ferro, sbaglia però, sfortunatissimo poi fallo qui, in però. questa occasione. Moretto finta il passaggio, poi riapre per Colombi, forse un arresto un po' dubbio, e invece poi Maschietto ancora una volta, mano sinistra, difesa 5 dice coach Moretto. Serena Marton sul cubo del cambio, 59-59, 3 minuti e 52 alla fine. Finale veramente al cardiopalma. Sì! Porca questo passaggio, Giorgia Zanardo. Che intelligenza di Giorgia qui, veramente. Aveva letto tutto 2 passaggi prima, come fanno i grandi giocatori, poi sporcano la palla, serve e in qualche modo Maschietto che sbaglia però. Resta 59-59. Peccato, era anche un buon tiro per Marta, forse è un po' stanca. Adesso Mudu con la palla per De Marchi che serve Lizzi, attenzione, che riapre per Esposito, che decide di attaccare il ferro, la chiude bene Zanardo, Lizzi dai 3 punti. Ha sbagliato, si lotta a rimbalzo, interviene Sara K. Io da qui sinceramente non l'ho visto questo fallo, devo dire la verità. Non lo so, è il fallo di Giorgia? È fallo di Giorgia Zanardo, allora forse sì, sinceramente pensavo fosse un fallo di Sara Colombi. Invece 59 pari, però Cosignaco qui a tirare 2 liberi che possono di nuovo decretare un vantaggio per le nostre ospiti. Morbidissimo il tiro di Chiara Esposito, freddissima dalla lunetta, insacca anche il secondo e non avevamo neanche 61, tagliato 59. fuori, girata anche bene tutto sommato. Moretto dall'altra parte per Marton, subisce un contatto, non segna, ma saranno 2 tiri liberi per Serena Marton, che è rientrata nella partita da poco. Sì, anche qui ha corso molto bene BFC, ha messo molta velocità, ha messo molta intensità. Segna il primo Serena per il 60-61, 2 minuti e 55 alla fine della partita. Segna anche il secondo, freddissima Serena. 61 pari, partita davvero tirata. Adesso pressa tutto campo Serena, si alza la difesa coneglianese, scala Sara K, forse fallo, ed è proprio invece un'infrazione laterale perché De Marchi è andata a calpestare la linea. Infrazione ovviamente segnalata in maniera acrobatica da coach Moretto. Adesso è proprio Moretto, ma Maddalena ad attaccare, sporcato il suo passaggio da Esposito, Cazziolo recupera il pallone, gioca pick and roll con Maschietto, poi Serena Marton che prende un arresto e tiro dalla media, è lungo purtroppo, gira ed esce. Che sfortuna! Ancora parità. Leardi con la palla che batte Colombi che va a stopparla, però il rimbalzo è per Lizzi che sbaglia, ben chiusa da Maschietto. Cazziola, mamma mia, cosa abbiamo visto? Ehi! Poi un contatto durissimo di De Marchi, contatto davvero duro. Sì, è una... Sono 2 tiri però per
Ma da Moretto che, diciamo la verità, sì, sta litigando un po'. Canestro, Sì, tiro libero, lo sappiamo, sì, negli lo ultimi sappiamo. periodi veramente ci ha Purtroppo fatto disperare dalla lunetta. quest'anno ha delle percentuali veramente basse. E segna il primo, e quindi vuol dire che il secondo è fuori. Sicuramente sarà fuori il secondo, non c'è storia. Tirerà Non c'è sicuramente storia. con il 100%. No, è impossibile Fabri. E sbaglia il secondo, ma va bene perché Maschietto recupera, ribalzo di attacco, c'è Cazziola libera. Quindi è uno schema alla Jokic questo? Ancora Moretto per Maschietto. Ancora! No! Ha sbagliato, li aveva segnati questi, ma recupera il proprio rimbalzo. Ha un sacco di contatti, mani addosso. Poi è Serena Marton che segna con il fallo. Serena Marton di pura voglia, segna e guadagna anche un tiro libero. Mamma mia, cosa ha fatto di tutto. Serena? Anche Era secondo successo di tutto. È successo di tutto. C'era una scena, io mi ricordo il film Bomber con Bud Spencer, è la scena in cui al pub c'è il famoso balletto con gli americani, è successo di tutto. Botte da Orbi. Sbaglia il secondo, prende il proprio rimbalzo, segna di tabella, ma l'arbitro Libralesso, no, Favaro, dice che c'è stata un'invasione. Chiamiamolo Favalesso e va bene così. Favalesso, 64-61, 1:51 dalla fine. Mamma mia che partita, tutto ragazzi. Possiamo dire, ma non che non ci stiamo provando. Sì, e non che non ci stiamo divertendo a vedere uno sport come il basket, che veramente regala emozioni incredibili. Non è mai nulla di scontato, non c'è mai niente di scontato quando soprattutto BFC riesce a mettere questa intensità in campo, con una Serena Marton assolutamente on fire, ma anche con tutta una compagine che sta lottando, sta correndo, sta facendo girare velocemente la palla. Dall'altra parte abbiamo una compagine come Cosignaco che è assolutamente di altissimo rango per questo campionato di Serie B. Si è presentata qui con 2 defezioni importanti, ma con una De Marchi devastante che ha segnato ben 23 punti, pazzesca giocatrice. Sì, poi è stato molto bravo coach Tomat a alternare bene le proprie ragazze in campo, a dare rotazione a tutte e ad alternare anche le difese, e riuscire comunque a arrivare praticamente in parità alla fine di una partita senza giocatrici davvero importanti da poter schierare. E rientra in campo anche BFC quando è proprio De Marchi che sta per battere la rimessa laterale. Anche coach Moretto entra in campo. Adesso esce. È stato braccato da Fede Paccagnan che l'ha riportato in panchina. Munaretto con la palla per De Marchi, marcata da Cazziola. Ancora Munaretto per l'uscita di Leardi, no, ancora De Marchi che attaccherà lei, esatto, però mamma mia, Sara palleggia su un piede, riesce a recuperare la palla, Munaretto da 3, prendiamo rimbalzo con Sara K e poi Moretto e poi K che può instaccare in qualche modo, mamma mia, di destro a sinistra con l'amico tabellone per il +5, brava Sara, brava, qui è grandissimo davvero. Passaggio di Marta Maschietti, grande partita anche per Sara K, adesso De Marchi, grandissima partita per lei, stoppata da Maschietto che però con il corpo probabilmente, con il corpo fa fallo. Si stava spostando e ha fatto fallo. E saranno 2 tiri liberi per Arianna De Marchi, classe 2004, secondo anno alle Eagles di Cosignaco, dal vivaio della Libertas di Udine, giocatrice giovane ma in realtà molto esperta e molto precisa, soprattutto dalla lunetta, e conferma quello che sto dicendo e conferma anche di... Beh, non a caso Fabri, ce l'hai già detto che è assolutamente precisissima. Segna anche secondo con una disinvoltura che ci imbarazza. E adesso un lancio lungo per Cazziola che preferisce giocare. Moretto gioca pick and roll con Maschietto, ma vuole giocare anche lei. Un altro blocco di Sara K e poi dentro Sara K. 8 secondi alla fine, Cazziola. Contatto di De Marchi, Cazziola vuole fare un numero, ma chi c'è? C'è Serena Marton che non ne vuole sapere. E vuole giocare Moretto, poi serve Cazziola per un numero! Questo è un numero!
Questo è un numero nel momento più delicato della partita. Maddalena Moretto decide di tirare fuori il coniglio dal cilindro. Un assist E portare un assist per cui devastante. Double T si è già preso nota, perché sarà sicuramente sì. negli highlights. Un'azione devastante, pazzesco, ragazzi, incredibile. Ultimi 36 secondi per votare la MVP. Ricordatevi di votare la MVP della partita e basta cliccare sul link che trovate sulla chat e potete tranquillamente votare come sto facendo io adesso per verificare che funziona e sta funzionando quella che per voi è la miglior giocatrice del match. 6-3 a 6-8 per Conegliano, 36 secondi e 4 dalla fine. Il possesso sarà però per le friulane, ma devo dire davvero degli sprazzi di bella pallacanestro di nuovo qui alla BFC, Sì. anche in Serie B. Sì, ce la siamo goduta questa pallacanestro bella e adesso vediamo cosa succederà negli ultimi 36 secondi. Ricordiamo che la legge del basket è devastante, 36 secondi possono diventare 36 minuti, Fabri. 36 secondi sono lunghissimi, davvero lunghi, può succedere davvero di tutto. Intanto proviamo ad alzare la difesa, credo se non altro per far perdere un po' di tempo, anche perché entrambe le squadre sono in bonus e quello che non vogliamo assolutamente è fermare il tempo in questo momento con un fallo. Si allunga la difesa, De Marchi attacca forte Moretto, vedete ci vuole un aiuto difensivo, molto bene, da 3 punti, è lungo il suo tiro, Cazziola con la palla prendiamo ed è un contatto falloso rimbalzo. Importantissimo rimbalzo, contatto falloso, ci voleva questo. Andiamo in lunetta, Fabri. Adesso io non so chi vincerà l'MVP di questa partita perché non ho ancora visto i voti, però vi posso dire che Cazziola, no, assolutamente, se BFC vincerà questa partita avrà messo un mattoncino davvero importante. Altro che. Adesso sbaglia tiro libero e gliel'ho magari un po' chiamata. Segna il secondo per il +6, ancora si allunga la difesa, ma crediamo appunto per far perdere ancora tempo. Brave, davvero brave, poi sbagliano da sotto, Serena Martomesci con la palla. Moretto per Cazziola, per Maschietto, superiamo a metà campo, molto bene. Per Maschietto, però ruba la palla, lestissima Leardi che va a chiudere da sotto, mancano 2 secondi, dobbiamo mettere la palla in campo e far passare il tempo e vincere e portare a casa questa seconda partita. Si alza l'urlo liberatorio della curva coneglianese, perché davvero questa Libertas Cusignaco ci ha fatto soffrire fino in fondo per portare a casa questi 2 punti. Adesso abbiamo dovuto soffrire fino all'ultimo secondo, ma l'abbiamo portata a casa. Assolutamente, Fabri. Ho perso tutti i capelli dopo questa partita. Allora, mentre noi andiamo a contare i voti numerosissimi che sono arrivati per la MVP della partita, diamo un attimo di spazio ai nostri sponsor e ci rivediamo qui a pochissimo.
E siamo qui con Sara Cazziola che ha vinto questo MVP della 9ª giornata di campionato, aggiudicandosi il premio come miglior giocatrice di questa partita, votata da tutti i tifosi coneglianesi, ma probabilmente anche da qualche tifoso friulano. A te la bottiglia di Magnum DOCG di Prosecco Buzz Wine. Complimenti, Grazie, Sara. grazie. Ottima partita. Grazie. Allora, siamo partite un po' in sordina all'inizio, poi abbiamo preso a quanto sembrava il controllo del match, poi di nuovo sono ritornate in partita le nostre avversarie e poi l'abbiamo chiusa con grande freddezza. Come mai viviamo di queste fiammate ancora? Ma perché ci manca ancora un po' la consapevolezza che possiamo starci e la concentrazione da tenere tutti i 40 minuti. Se noi riusciamo a tenere alta la difesa, a tenere alta l'intensità, riusciamo anche poi a giocare in attacco. Se cominciamo a rallentare facciamo più fatica. Certo, una difficoltà probabilmente dettata anche dal fatto che in questa prima parte di campionato è stato quasi impossibile allenarsi al completo, allenarsi bene. Ancora Sì. abbiamo diverse compagne infortunate, qualcuna sta rientrando adesso, quindi anche questo Sì, probabilmente sicuramente. ci impedisce di avere una continuità. Però dobbiamo dire che sia a Trieste che qui oggi, stasera, abbiamo visto dei grandi passi avanti anche Sì. dal punto di vista proprio dell'approccio alla partita, dell'attitudine, della voglia di vincere, no? Sì, sì, ma anche come spirito di squadra, come gruppo ci stiamo unendo sempre di più. Molto bene, questa credo sia una cosa fondamentale per poter continuare a crescere e per poter dire comunque la nostra in questo campionato di Serie B che tutto sommato, nonostante le tante sconfitte, possiamo dire che non ci sta per niente stretto, che può essere un campionato alla nostra portata, Sì, vero? sì, sì, assolutamente sì, dobbiamo convincerci anche noi di questa cosa, però sì. Ma siamo sicuri che con il lavoro che stiamo facendo settimanalmente in palestra, con il lavoro che lo staff tecnico sta portando avanti assieme a voi, ci sarà tutto il tempo per recuperare e per poter centrare i nostri obiettivi, Certo, giusto? certo, noi ci Bene. crediamo. Un grande complimento a Sara Cazzola, Grazie. MVP di questa partita e un bocca al lupo per il proseguo del campionato, Crepi? ovviamente. Ok. Ciao Ciao, Sara, grazie. ciao. E salutando Sara Cazziola sul, ripetiamo, punteggio finale di 69-65 per il BFC che si porta a 4 punti in classifica. Noi diamo appuntamento ai nostri tifosi per domenica prossima a Bolzano alle 14:30 contro il Basket Rosa Bolzano. E poi eventualmente qui al Pala BFC o sempre sul nostro canale YouTube fra 2 settimane, sabato 2 dicembre alle 18:45 per l'incontro contro l'altra Bolzanina, contro le Acciaierie Valbruna, squadra molto ma molto attrezzata, retrocessa dalla Serie 2. Sarà una partita sicuramente impegnativa, come sarà impegnativa la trasferta a Bolzano, ma abbiamo avuto da questa sera, anzi diciamolo pure da domenica scorsa, degli ottimi segnali di crescita da parte delle ragazze del BFC. E adesso, sulla gufata del nostro regista Andrea Grava, noi salutiamo tutti i nostri tifosi, anche i tifosi friulani, e diamo appuntamento alle prossime partite. Il nostro regista, che si è un attimo assopito, adesso chiuderà la diretta. Un saluto a tutti.